possiamo iniziare con l'esame del dichiarante Centore. Presidente, mi scusi. Prego. Ahimè, devo impegnare il Tribunale qualche minuto per formalizzare eccezioni in relazione e al proseguio dell'attività svolta la scorsa Per udienza. formalizzare non ho capito che cosa, Avvocato? Aspetti, me ne levo almeno una così. Grazie. Per formalizzare un paio di questioni in ordine alla ritualità dell'assunzione di queste testimonianze. Delle testimonianze dei dichiaranti? Dei dichiaranti, ma anche con riguardo a quel che è avvenuto la volta scorsa, Presidente. Sostanzialmente con riguardo al deposito degli atti che riguardano le dichiarazioni di questi collaboratori, che è stato operato da parte della Procura della Repubblica, le modalità e le tempistiche di questo deposito. Se lei mi dà la parola, io svolgo le mie. Certo. Allora, già la volta scorsa l'avvocato Galluccio aveva per questa difesa, Gaglione Senese, svolto alcune eccezioni. Io oggi voglio sollevare la richiesta di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancata discovery di una serie di atti della cui esistenza noi abbiamo appreso soltanto qualche udienza fa. In buona sostanza, come è noto al Tribunale, veniva indicata nella lista testimoniale del pubblico ministero la presenza di una serie di collaboratori di giustizia, che poi in questo contesto sono anche stati uditi come semplici testimoni, ma non venivano depositati i verbali dichiarativi di costoro, tant'è vero che i verbali saranno depositati, e su questo c'è stata la nota questione risolta poi con il rinvio del controesame, saranno depositati solo a ridosso dell'esame dei medesimi collaborativi. Allora, la questione che si sottopone al Tribunale è la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per noi apprezzabile solo ovviamente in questo contesto, perché di questi verbali noi abbiamo avuto contezza solamente da ultimo, cioè la mancata discovery di parte di indagini che sono ovviamente significative, perché riguardano verbali dichiarativi su elementi che non illustro perché il Presidente mirabilmente l'altra volta li ha individuati, sia pur risolvendo un'altra questione, ma che comunque concernono, tra virgolette, tanto la sussistenza dei reati presupposti, tanto la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis numero 1. Allora, il principio di carattere generale, a tutti noi noto, è fissato dall'articolo 130 delle disposizioni di attuazione. Scusi, articolo non si è sentito? 130 delle disposizioni di attuazione. Sappiamo pure che pacificamente su questa questione vi è giurisprudenza anche di ordine costituzionale, nel senso che la Corte Costituzionale è stata investita della obbligatorietà per il PM di trasmettere l'intero fascicolo procedimentale al momento dell'esercizio penale e ha risolto la questione con sentenza numero 145 del 1991. Che dice quella sentenza? Che la norma pone a carico del PM l'obbligo di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo nella sua interezza. Riconosce quella stessa sentenza. Mi scusi se la interrompo perché a volte non si riesce a sentire benissimo con la mascherina. Se vuole io me la abbasso la No, non la abbassi, ma le chiedo se ho capito bene la sentenza 145 del 1991. 91. Va bene, prego, Avvocato. Ce n'è più di una di sentenza. Va bene, comunque io prendo. Comunque quella, nello stabilire, nel valutare quella norma, espressamente diceva che quella norma non conferisce al PM un potere discrezionale in ordine alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la separazione dei fascicoli viene dalla norma collegata non a un potere di scelta del PM, ma all'esigenza oggettiva di procedere
alla separazione dei processi in relazione all'esistenza di diversi imputati o di diverse imputazioni. In sostanza, in quel caso, quello di cui si discettava era la possibilità che attraverso una separazione di procedimenti parte del compendio probatorio potesse non essere depositato contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio, ma il principio è quello della trasmissione integrale degli atti su cui sostanzialmente si fonda la richiesta di citazione a giudizio, ed è ovvio, quasi inutile sottolinearlo, che proprio per quello che abbiamo riconosciuto la volta scorsa, che i contributi dichiarativi dei collaboratori siano sostanziali nell'economia del capo di imputazione, non è neppure da prendere in contestazione. Certo che viene, emerge la necessità di dare all'eventuale comportamento non osservante di quest'obbligo del pubblico ministero una sanzione di carattere processuale. Tant'è vero che ci si è interpellati su che cosa possa, sanzionare un comportamento ingiustificato da parte del pubblico ministero. Su questo è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza del 2009, la sentenza è la 142 dell'8 maggio del 2009, che ha dato una determinata soluzione a questo problema, cioè ha detto: l'effettività dei diritti fondamentali, tra i quali va certamente annoverato il diritto di difesa di cui all'articolo 24, secondo comma della Costituzione, viene meno non soltanto se le norme vigenti consentano che sia radicalmente impedito il loro esercizio, pur formalmente riconosciuto, ma anche se è possibile che si creino, senza la previsione di adeguati rimedi, situazioni tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio stesso. Solo in assenza di tali efficaci rimedi desumibili dal sistema processuale vigente, questa Corte dovrebbe intervenire per ripristinare, anche con una pronuncia additiva, la tutela del diritto illegittimamente compresso. Il che significa che la Corte Costituzionale dice: attenzione giudice, devi valutare in concreto se la situazione che si è determinata attraverso l'omessa integrale estensione di tutti gli elementi di indagine si traduca in un vulnus al diritto di difesa. Può avvenire che questo sia, neutro rispetto al diritto di difesa, e invece può avvenire che questo sia sostanzialmente compromissorio del diritto di difesa. La giurisprudenza che si è formata su questi insegnamenti della Corte Costituzionale, mi stava per venire Presidente Savasandir, comunque è una giurisprudenza salvifica, cioè tendenzialmente pone a riparo condotte di questo genere da parte del pubblico ministero, però diversi arresti hanno ribadito un concetto importante, cioè la valutazione in concreto della lesione del diritto. Cassazione penale 13 luglio 2012, numero 42.130, che ci dice: non lede il diritto di difesa all'esercizio da parte del PM, ex articolo 130, del potere di formare il fascicolo di cui all'articolo 416, comma secondo CPP, mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone e alle imputazioni per cui si chiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi recuperati anche attraverso investigazioni difensive che la selezione abbia sottratto all'integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della difesa. Quindi, se da un lato stabilisce una certa discrezionalità da parte del pubblico ministero, però, come vede e come vedevamo anche prima, eravamo sempre in tema di procedimenti che vengono separati ad un determinato momento e si pone la necessità dell'integrale o parziale discovery. Qui la situazione mi sembra diversa, perché il procedimento è uno e in relazione a questo unico procedimento parte sostanziale del compendio dichiarativo non è stata ostesa al momento dell'esercizio dell'azione penale. In termini vi è altra giurisprudenza che voi facilmente verificherete, da ultimo sezione sesta, 17 giugno 2015, numero 39114. Date queste premesse, quindi dati i principi e dato atto anche della
giurisprudenza, cioè del diritto vivente, e mi sembra evidente che qua c'è una vulnus al diritto di difesa, quasi da non doverlo spiegare. Cioè noi siamo di fronte a non una trasmissione parziale di atti, ma ad atti che non sono stati trasmessi tout court. Non una delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si ritrova nel fascicolo che è stato depositato di fronte al momento dell'esercizio dell'azione penale. Faccio un piccolo inciso, Presidente, perché siccome, ahimè, frequento il ramo per procedimenti di questo genere, e mi pongo anche, e risolvo, a dir la verità, ma per fortuna lo potete risolvere facilmente, l'azione temporis, anche voi, un altro dei problemi. A giustificazione, molto spesso, della trasmissione parziale degli atti con riguardo alle dichiarazioni di collaboratori, questo avviene per esempio quando c'è una collaborazione da ultimo che viene raccolta e quindi dichiarazioni in progress, entra in rilievo anche una esigenza investigativa da tutelare che può giustificare la mancata trasmissione di determinati atti, recte di dichiarazioni dei collaboratori. Però il segreto investigativo o la esigenza investigativa che deve essere posta a paragone, a confronto e a bilanciamento con la lesione del diritto di difesa ha da essere anche concretamente invocabile. Ora noi ci troviamo di fronte, nella stragrande maggioranza dei casi, anzi direi nella totalità dei casi, a dichiarazioni che, ben che vadano, risalgono almeno a quasi 10 anni fa. Le ultime, mi correggono i collaboratori, dovrebbero essere 2014-2015. Ci siamo? Altri ancora, è il caso del collaboratore che lei ha indicato come prossimo esaminando, stiamo parlando di dichiarazioni che sono state fatte nel 1999. 1999-2021 significa 22 anni fa, il che vuol dire che, secondo un criterio normale, A, quelle dichiarazioni dovevano essere sottoposte immediatamente, B, quelle dichiarazioni, perché come vedremo adesso emerge un ulteriore profilo significativo, ovviamente dovevano essere depositate nella loro integralità, non con gli omissis. Sugli omissis è scorsa molta acqua sotto i ponti della giurisprudenza, ma oggi francamente la giurisprudenza sta incominciando a prendere in considerazione la necessità di dover valutare, sempre ai fini della tutela del diritto di difesa, la opponibilità dell'omissis, perché un conto è che io ho omesso parti di dichiarazioni su cui è plausibile che siano in corso in quel momento accertamenti giudiziari e investigazioni. Un conto è che io ho omesso parti di dichiarazioni e magari parti molto significative, come vedremo, dei verbali, le parti iniziali del verbale o addirittura le dichiarazioni programmatiche o quant'altro, a qualche lustro di distanza, 5, 10, 15 anni di distanza. Francamente non è immaginabile che ci siano, rispetto a quelle dichiarazioni che magari integralmente in 1000 altri processi sono state invece ostese integralmente, un interesse di carattere investigativo. E qui, cosa mi rimane da dimostrare, Presidente? Perché conculcherebbe il diritto di difesa in un processo accusatorio in cui esame e controesame sono la prova principe nella formazione del convincimento del giudice? Beh, francamente a me sembra difficile poter contestare questo, così come mi sembra difficile poter contestare quello che vado adesso ad illustrare con relazione alla materialità di questi atti. Materialità che per fortuna lei ha, Presidente, di già potuto Presidente, mi scusino i consiglieri Presidente e consiglieri del Tribunale e giudici del Tribunale, apprezzando... Però è tutto il collegio quello che va... Esatto, apprezzando siccome ho visto che c'è una, rapidità di verifica di queste questioni, quindi
era quasi un lapsus, però in ogni caso voi avete, allora diciamola al plurale, il verbale di Ferrara Angelo, che avete acquisito in qualità di, se non ho compreso male, non c'ero la volta scorsa, diciamo per la impossibile ripetizione dell'atto a causa della scomparsa di questo collaboratore, scomparsa tra l'altro di molto precedente alla richiesta e al rinvio a giudizio. Allora voi vedete un verbale che è costituito nella forma che è stata a noi depositata, e ritengo anche a voi, che consta della totale mancanza della parte iniziale, totale, poi della pagina 30 e poi della pagina 199, il che sta a significare, fermo restando che probabilmente prosegue anche oltre pagina 199, che di questo verbale ci sono state messe a disposizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 righe di dichiarazioni del collaboratore su 199 pagine di dichiarazioni. Manca anche totalmente in questo verbale, diciamo, e ribadisco, la parte iniziale, persino con gli avvertimenti che servono a, come dire, come conditio sine qua non o precondizione necessaria per la regolarità dell'utilizzo di un atto di questo genere. E allora io penso che in questo caso la questione sia ancora più semplice. E la dimostrazione del vulnus al diritto di difesa, che da un lato si riflette nella nullità del decreto di citazione a giudizio, da un altro lato si riflette nella nullità che abbiamo l'obbligo di invocare in corso d'opera, diciamo, nel mentre questa attività viene svolta, rispetto agli esami e ai controesami. Esame che si è svolto la volta scorsa, controesami che si dovrebbero svolgere e esami e controesami che si dovrebbero svolgere in questa nostra udienza. Allora, questo di Ferrara è l'esempio abbastanza più eclatante, diciamo, di amputazione contenuto nel verbale, ma che la situazione sia paradossale rispetto a questo, perché per tutti i verbali si verifica esattamente questa situazione, è dato da quello che è già successo alla scorsa udienza. Sentivate Cassia. Noi, per quanto riguarda Cassia, non abbiamo, rispetto alla dichiarazione che è stata fatta il giorno 10 settembre 2012, altro che la pagina numero 4, la pagina 39 e la pagina 60 e 61. Le faccio comprendere il problema addirittura con un, come dire, esempio paradossale. Cioè, la volta scorsa il pubblico ministero ha contestato le dichiarazioni di Cassia contenute a pagina 38, ma noi pagina 38 non ce l'abbiamo, il che incarna plasticamente, secondo me, la situazione di minorata difesa che si verifica in una faccenda di questo genere. E mi scusi, come posso interromperla un attimo su questo punto? Siccome ovviamente le contestazioni noi non possiamo farle confluire se non con la contestazione orale da parte del pubblico ministero, certo, e non abbiamo il verbale del dichiarante a disposizione, e che questa contestazione fosse a pagina 38, come ha avuto modo di verificarlo, avvocato? Visto che noi non abbiamo le trascrizioni, come lei sa, Presidente, siamo un po' troppo a ridosso per poter avere un verbale, però nel corso dell'udienza chi era presente ha appuntato questa contestazione che è stata fatta, quindi non so indicarle il punto del verbale perché non ce l'ho. La contestazione non vi è dubbio, ma che quel dichiarato fosse a pagina 38, chiedo scusa, da dove l'ha l'ha detto il pubblico 38, mica l'ho detto io. Cioè il pubblico ministero ha riferito pagina 38? Ha fatto una contestazione e correttamente, devo dire, per farla ha utilizzato il verbale e quindi, come si fa, ha detto lei ha riferito questo in quel contesto. Ma guardi che la situazione è paradossale anche per altri versi, perché certe volte noi troviamo delle diciamo domande. Allora, qui devo fare una piccola come dire, devo prendere un altro minuto, Presidente, perché la questione ha il suo perché anche da questo punto di vista.
come voi sapete perfettamente, all'interno delle investigazioni, devo dire che riguardino i pubblici ministeri o che riguardano i difensori, questo non è disciplinato che in maniera uniforme, però è magnificamente previsto, anche se gli avvocati se ne guardano bene per motivi evidenti, la possibilità di fare domande suggestive nel corso di un verbale del pubblico ministero, della polizia giudiziaria e perfino un verbale di investigazioni difensive dell'avvocato. È così quindi fondamentale e importante, se non altro perché se no ci sarebbe poi un effetto perverso, per cui ad una domanda suggestiva corrisponde una risposta in linea e poi magari il dichiarante 3 anni dopo dice una cosa diversa, gli si contesta la risposta senza dare atto che quella risposta era frutto di una domanda suggestiva. Questo sta a significare che l'integralità dei verbali ci serve per il regolare svolgimento della cross examination, anche sotto questo profilo. E sia chiaro, non è che sto accusando chissà chi di fare domande imbeccando i testimoni, ma siccome sono previste, o perlomeno io in quella fase francamente de iure condendo le eliminerei, ma siccome comunque non è vietato fare domande suggestive, è ovvio che è necessario avere l'integralità dei verbali. E tutti questi verbali sono verbali in cui le dichiarazioni vengono scelte dalla pubblica accusa e talvolta i verbali principiano con risposte a domande di cui non abbiamo contezza, il che connota un ulteriore profilo. E allora, per dare concretezza alla lesione del diritto di difesa, se mi depositi un verbale in cui, per esempio, e questo ricorre in tutti o quasi tutti i verbali che ci hanno depositato, ci sono pochissime con le dichiarazioni iniziali, tu mi dici che hai scelto di collaborare, le faccio un esempio paradossale, Presidente, naturalmente, però è un esempio che dà la concretezza, la vividezza della questione. Mi dici, io ho scelto di collaborare perché ce l'avevo con Michele Senese o ce l'avevo con Domine Dio, perché ce l'ho con lui per un determinato punto. È ovvio che quello è un elemento informativo per me necessario per poter svolgere un controesame che illumini la particolare disposizione d'animo di quella fonte dichiarativa nei confronti del mio assistito. Ma se io non ho a disposizione questa serie di informazioni, ne risulta che la mia possibilità di fare il controesame sarà una possibilità virtuale, non sostanziale. Allora, noi non abbiamo la possibilità di verificare questo. Noi non abbiamo, ripeto, per la maggior parte di questi verbali la possibilità di verificare la ritualità della loro audizione. Noi non abbiamo, proprio in conseguenza di questa maniera di procedere, neppure la possibilità di verificare integralmente la natura della dichiarazione, perché è ovvio che se tu mi dici una determinata cosa a pagina 40, ma magari mi dirai con un incidente tantum a pagina 199 che quella cosa sì è verissima, ma me l'ha detta Giovanni, io non so neanche, non soltanto non ho rispetto alla credibilità della dichiarazione un elemento fondamentale, ma anche rispetto, come dire, alla ritualità di quelli che sono gli strumenti che mi mette a disposizione il codice, la possibilità di chiedere, che, visto che quella testimonianza è derelato, la assunzione della fonte diretta. Ça va sans dire quando addirittura si riferiscono voci di popolo, voci correnti del pubblico. Insomma, vi faccio brevemente qualche esempio, ma ripeto, non ho bisogno di dimostrare tanto perché voi avete di già come dire, l'esempio, lo specimen del tipo di produzione che ha fatto a favore della difesa per integrare quel diritto di difesa che già è stato conculcato dal fatto che questi atti non sono stati depositati nel momento rituale il pubblico ministero. Ma c'è traccia in quei verbali
esplicita del fatto che su alcuni argomenti, in altre parti di verbale o in altre dichiarazioni, si trova l'antecedente logico di quella dichiarazione. Faccio qualche esempio. In un verbale del 9 di settembre del 2008, tal Ferrara sta parlando di argomenti che ci interessano e il PM gli dice che poi dovranno parlare, poi ne parleremo. Però a noi non constano dichiarazioni successive su quel punto. Nel verbale che riguarda Leonardi Alfredo del 27 giugno 2014 risulta evidente che nelle parti omissate si stia parlando di un tema a noi interessante, perché l'omissis parte con una narrazione che fa riferimento ad antecedenti logici di rapporti precedenti. Ancora, verbale di De Rosa, ma gli esempi sono più d'uno. Parla di una determinata faccenda, cioè parla di un investimento che avrebbe dovuto fare con Senese, adesso non sto qui a dettagliare, e dice espressamente in quel verbale 7/6/2013 di cui ho già detto. Il problema è che quello di cui ho già detto, che sarebbe fondamentale per investigare la costanza dichiarativa, perché come voi sapete meglio di me e mi insegnate è uno degli elementi propri come dire, è il target o uno dei target del controesame. Io non la posso investigare perché se c'è una progressione dichiarativa non ho gli strumenti per verificarlo, attesi gli omissis. Insomma, chiudo perché mi sembra di essere stato abbastanza esaustivo. Da un lato noi eccepiamo la nullità della citazione a giudizio degli imputati per omesso deposito di atti di investigazione rilevanti. Da un altro lato noi eccepiamo la nullità ex articolo 178 lettera C per lesione del diritto di difesa, perché queste modalità di ostensione delle dichiarazioni rilevanti non ci pongono in grado di onorare il diritto di difesa, di dargli corpo, di onorare il principio secondo la quale, formandosi la prova sotto i vostri occhi e dando noi un contributo alla formazione di quella prova, lo possiamo fare se siamo informati completamente delle questioni su cui possiamo porre ai dichiaranti delle domande, cosa che, attesa questa modalità, non sussiste, e quindi solleviamo entrambi questi profili di nullità. Bene, questo è quanto alla difesa dei signori Gaglione, Senese e Michele. Gli altri difensori degli imputati si associano alle richieste dei colleghi e il pubblico ministero. Sì, grazie Presidente. Io partirei da una fase precedente a quella che stiamo celebrando, cioè a quella delle indagini preliminari, e in particolare mi riferisco all'ordinanza del GIP che ha applicato la misura cautelare. In quell'ordinanza tutte le dichiarazioni, i temi trattati da tutti i collaboratori di giustizia che poi abbiamo indicato in lista testi sono tutte trattate, quindi nessun collaboratore a sorpresa, nessun atto a sorpresa, perché le difese sono state messe nelle condizioni di poterle valutare quelle dichiarazioni, perché il GIP le ha poste, tra le altre cose, a fondamento della propria decisione. Primo aspetto. Andiamo alle fasi preliminari al dibattimento. Tutti i collaboratori di giustizia sono stati ritualmente indicati nella lista testi. Anche qui nessun atto a sorpresa, perché le difese erano a conoscenza del fatto che in dibattimento le dichiarazioni che il GIP già aveva citato nell'ordinanza, quelle dichiarazioni sarebbero state oggetto del dibattimento. Quindi, abbiamo già questi due elementi significativi che ci portano a ritenere che non c'è lesione del diritto di difesa perché non c'è atto a sorpresa. Ma anche a voler ritenere un ulteriore aspetto, esiste nel nostro sistema l'istituto dell'attività integrativa di indagine, prevista dall'articolo 430 del Codice di procedura penale.
come dire, non è nel caso di specie, ma possiamo qualificarlo se noi vogliamo ritenere che tutto quello che è successo prima non c'era, perché il pubblico ministero, dopo il decreto che dispone il giudizio, può svolgere attività integrativa ex novo o recuperando elementi diversi, mettendo a disposizione gli esiti della difesa. In questo caso, come dire, i verbali sono stati messi a disposizione delle difese. Peraltro, nella materia dei collaboratori di giustizia, dopo la introduzione della legge del 2001, che ha riformato in maniera significativa la legge del 91, vi è stata una copiosa giurisprudenza che ha trattato il tema. Ha trattato il tema sotto vari profili, sotto vari aspetti. Addirittura anche il risvolto relativo al fatto che un collaboratore di giustizia venga indotto per la prima volta in dibattimento e affronti dei temi addirittura mai affrontati prima. Anche in questo caso la giurisprudenza, dopo come dire, aver trattato le varie sfaccettature delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritiene utilizzabili le dichiarazioni di un soggetto collaboratore di giustizia che non ha mai reso dichiarazioni sotto quel profilo, ma che per la prima volta venga indotto in un dibattimento. Ulteriore elemento per dire che non vi è lesione del diritto di difesa. Sul tema degli omissis non devo aggiungere altro perché il Tribunale si è già espresso alla scorsa udienza in maniera chiara e quindi mi riporto a quel provvedimento. E allora, conclusivamente, se ci sono delle contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se ci sono degli elementi, come dire, da far emergere per ritenere un collaboratore di giustizia non attendibile, non credibile, che non è a conoscenza di quei fatti che riferisce, tutte queste contraddizioni possono essere fatte valere in questa sede, nel dibattimento, l'unico luogo in cui si forma la prova. È la prova che si forma in dibattimento dopo che sono state fatte emergere tutte le contraddizioni di ciascun collaboratore di giustizia, solo quelle prove sono oggetto della valutazione del Tribunale, non tutto il resto, non tutto quello che è successo prima, ma quello che si forma in questa sede. Per questi motivi chiedo che l'istanza venga rigettata. La difesa di parte civile. La parte civile si associa alle considerazioni del pubblico ministero, con particolare riferimento al fatto che la prova si formi nel dibattimento e al fatto che il collaboratore di giustizia, una volta che è presente in aula, è tenuto a rispondere alle domande di tutte le parti e quindi anche dei difensori degli imputati, e in quella sede ogni chiarimento e ogni specificazione può essere chiesta ed acquisita al processo. Va bene, il Tribunale si ritira. Signor Presidente, buongiorno, Milano Opera. Sì. Per il detenuto Vestiti Giancarlo dichiara di rinunciare al proseguo dell'udienza e pertanto si chiede lo scollegamento del video. Possiamo. Vestiti, lei vuole comparire alle udienze successive? Disponiamo il videocollegamento, sin da ora rinuncia. No, non glielo so dire in questo momento. Va bene, allora la mia situazione fisica. Va bene, allora noi organizziamo comunque il collegamento per la prossima udienza e poi valuterà lei se vuole rinunciare o meno. Sì. Intanto per oggi possiamo chiudere il collegamento, grazie e buongiorno, eventualmente ci rivediamo. La ringrazio dottoressa. Buongiorno, arrivederci. Va bene, arrivederci, ci vediamo casomai il 1° aprile, grazie. Grazie.